Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Ciao amici di Vini Friulani, come stai? Sono Wayne Young, benvenuto alla Taverna Friuli Wine. Come state? Come state tutti quanti? Un piccolo pausa qui nella produzione del podcast, però abbiamo anche delle sorprese. Spero che avete sentito la prima puntata del Dalla Vigna al Vino, nostra serie di podcast che parla direttamente dei vitigni di Colli Orientali del Friuli, in collaborazione con il consorzio. Prima puntata è venuto fuori questa settimana con Picolit, parliamo di Picolit, le sue particolarità, e dopo c'è un discorso, una discussione, un'intervista, una conversazione con il nostro amico Michele Ciani di Aquila del Torre, parlando della bellezza di Picolit. Sarà 12 puntate ogni martedì, da ora in poi, e ogni settimana abbiamo un nuovo vitigno di spiegare, esplorare, di scoprire insieme. Spero che ci segui per quello. È stato un piacere lavorare e stiamo ancora lavorando su questa serie di podcast molto speciale in collaborazione con il consorzio di Colli Orientali del Friuli e Ramandolo. Questa settimana abbiamo un piccolo best of. Questa è una puntata che l'abbiamo registrato all'inizio del primavera anno scorso, allora più o meno un anno fa, con i nostri amici Dario Puntin e Monica Macor dall'azienda Puntin giù in Aquileia. È stata una bellissima puntata con Dario e Monica e anche con il mio amico Francesco Scalitaris. Questo è stato fatto nel passato, quando l'abbiamo fatto non solo la taverna, dentro la taverna di Roberto, il mio amico, ma anche quando l'abbiamo fatto ogni mercoledì un clubhouse con nostri ospiti. Però sì, torniamo a questi tempi, però io volevo riproporre questa bellissima conversazione con Dario e Monica e Francesco, ovviamente. Allora, questa settimana aspetta questo best of. Spero che avete passato bene le feste di Pasqua, Pasquetta, e vi avete mangiato e bevuto bene. E dopo ci sentiamo prossima settimana con una nuova puntata di Dalle Vigne al Vino. Non ti dico che vitigno c'è, però martedì arriverà la nuova puntata di quello. E dopo c'è anche una nuova puntata con un ospite nuovo che sarebbe Mario Zannusso di I Clivi, che abbiamo fatto una bellissima visita ieri e una registrazione di podcast ieri pomeriggio. È stato molto bello parlare con Mario. Però per questa settimana ti lascio con questo best of con Monica Macor e Dario Puntin dell'azienda Puntin di Aquileia. Ci siamo su Clubhouse. Buona serata a tutti. Buona serata al mio co-host Francesco Scaletaris. Grazie Ciao. per essere qui. Prego, il piacere è tutto mio. Ciao Wayne Young. Sì. Siamo qui nella taverna abbastanza fredda, ma speriamo che si scalda. Bravo Robbie per fare il fuoco stasera. E per parlare con degli amici praticamente, più che produttori, ma proprio amici. E siamo qui con Dario Puntin e Monica Macor di Azienda Puntin. Grazie ragazzi per essere qui stasera. Grazie a te, Wayne. Grazie Wayne. E per portare Ciao un a po' di tutti. vino. Ciao. E durante la puntata, ragazzi, chiedo alle persone di venire su e in questo modo forse possono fare qualche domanda. Però possiamo sempre cominciare con
una overview, una piccola riassunta dell'azienda, perché voi siete in una zona abbastanza particolare. Voi siete nella zona di Aquileia, giusto? Sì, Può dirci qualcosa noi siamo della proprio, bellezza di questa zona? facciamo parte della zona DOC Friuli Aquileia e siamo del paese, della città di Aquileia, quindi siamo in una zona centrale della DOC. Ok. La DOC è una delle 9 DOC del Friuli, una DOC piccolina e sicuramente si è fatta notare negli ultimi periodi per una maggiore qualità dei propri prodotti. E noi siamo un'aziendina piccola, io e Monica ci occupiamo di tutto. Allora, proprio familiare. Familiare è proprio il termine esatto. La mia piccola storia è partita una settantina d'anni fa con mio padre, dove un po' lui aveva una piccola azienda tipica del Friuli, della bassa pianura friulana, quindi Mhm. dove si produceva un po' di tutto, c'era un po' di vino, c'erano le pesche, c'era qualche mucca, c'era il mais, insomma si faceva un po' di tutto. E questo è durato fino agli anni '80, dopodiché abbiamo cominciato intanto a eliminare le mucche, la stalla e specializzarsi di più sul vigneto, che ci siamo resi conto che aveva delle grosse potenzialità. All'inizio naturalmente è stato sicuramente un pochino più difficile, ma pian piano siamo migliorati, abbiamo costruito una cantina nuova e siamo cresciuti anche qualitativamente con il vino. Mm. Adesso Eh, siamo giunti al punto che imbottigliamo tutta la nostra uva che produciamo. non ci sono tanti produttori che possono dire queste cose, eh? Noi sì, siamo cresciuti piano piano, prima avevamo tutto sfuso, poi qualche bottiglia è molto sfuso, poi metà e metà. Adesso è 4 anni che imbottigliamo tutta la nostra produzione, facciamo circa 32-33 mila bottiglie Ok, e quindi siamo arrivati al nostro massimo ok. al momento. Se puoi stare un pochino più vicino al Sì, scusa, microfono vai. perché sento un po' disturbato. Ok. Sì, perché io lo sento un po' di riverbero, un po' di... Anch'io. Sì, io sento tanto... Sì, Mi è la sento sua? bene. Ah, ok, Sei tu, capisco. Monica, Ma colpa se sto tua. zitta, No, è solo che tu, setaccio è solo colpa tu il mia. microfono che fa. No, perché ho sentito un po' Spengo. di... Sì, un po' di... Ah, tu non hai sentito. Ok, ma buon dai, andiamo avanti. Fai parlare Monica, così vediamo se il suo microfono va. Se no lo spengo. Tutto colpa di Monica. E allora questa è un'azienda che è stato passato anche delle altre generazioni della tua famiglia, Sì, Dario. è partita con mio padre, ripeto, con la classica azienda friulana, Sì. per poi specializzarsi negli ultimi anni in un'azienda vitivinicola praticamente. Negli ultimi anni come 10, 12, Sì, 20? sì, dai primi anni 2000 in poi praticamente siamo un'azienda quasi esclusivamente vitivinicola. E di dove è venuta questa idea di convertire da... L'idea è venuta per 2 motivi. Primo perché fra tutte le attività agricole il vigneto e la produzione di vino era quella che a me piaceva di più. Ok, E secondo perché mi sono reso conto che nella nostra zona c'era una grossa potenzialità per poter fare questo. Mm. E infatti al momento di tutta la zona mi stanno dando ragione. ok. Ma Aquileia, per quanto riguarda il vino, ha qualche vino in particolare che diventa più bello in quella zona lì? Che cos'è la cosa speciale Ma dell'Aquileia in generale? se dobbiamo dire un vino, dico Refosco. Refosco, ok. Sì, sicuramente è il vino bandiera della nostra zona, è il vino bandiera anche della nostra azienda. Mm, È un vino che si presta a un medio invecchiamento, specialmente se affinato un po' in legno. in legno,
si è fatto... C'è un motivo in particolare che il rinfresco è così adatta di questa Diciamo zona? che noi usiamo il rinforzo del peduncolo rosso e Mm. il clone è stato proprio selezionato a Scodovacca, che è una piccola frazione di Cerviano del Friuli, Ah, quindi è nato in questi terreni ah, e questo ha fatto sì che si integrasse bene, è stato selezionato con i terreni che abbiamo noi, questo ha fatto sì che riuscisse molto bene. molto bello. È una varietà comunque di non facile coltivazione, nel senso che è una varietà molto generosa. Se non la si pota a dovere, è una varietà che produce molto, possiamo tranquillamente produrre 130-150 quintali ad ettaro, Mm. ma questo non vorrebbe dire fare qualità e quindi bisogna portarlo sotto i 100 perlomeno, Ok. dagli 80 ai 90, e questo bisogna fare attenzione nelle potature invernali, nei diradamenti estivi, in quanto è una varietà che ha qualche difficoltà a arrivare a piena maturazione e se ce n'è tanta sulla pianta questa difficoltà aumenta. Quindi Rinfresco. è una varietà sulla quale bisogna lavorare, bisogna conoscerla e se la si tratta bene dà un ottimo prodotto. Francesco, A a me, te piace il rinfresco? a me piace tantissimo, ma quello che gli dico sempre a Dario e Monica, ci conosciamo da diversi anni, è che per me il vino che mi dà più soddisfazione loro è il friulano, che anche così, bevuto sovrapensiero, è quello che ti fa sentire proprio, non so, mi dà la serenità, ti dà tranquillità, perché non è il friulano esplosivo, pieno di aromi, che Pesante, forse pesante, ridotto. grasso, esatto, Esatto. iper complesso, è il vino, proprio il taglio, no? È quello come deve essere, fatto bene, elegante, pulito, non è troppo alcolico. Poi il loro friulano, ce lo diranno, ma insomma ovviamente non fa legno, è secco, è asciutto, ed è per me ogni volta, difatti, ma anche perché io lo associo a tante cose belle, che ogni volta che perché Wayne, tu lo sai, che appena arrivi nella loro cantina, tu non hai neanche il tempo di scendere dalla macchina che già hai un calice in mano. Questo Da, è per quello mi piace andare a da tanta Fontina. l'ospitalità che loro ti danno, e il 99% delle volte è proprio un friulano, forse anche per quello che dopo uno si affeziona Quello ai che loro stiamo vini. bevendo in questo momento. Esattamente. Ovviamente. Sì, per me è bellissimo, come hai detto tu, questa freschezza, questa franchezza, che spesso il friulano possa essere un po' troppo complicato, un po' troppo pesante, soprattutto quando si arriva nelle grandi aziende su in Coglio o qualcosa. È un vino un po' più impegnativo. Questo è un vino di amicizia che si beve ogni giorno. Esattamente, sì, assolutamente. Poi comunque Dario è molto, anche Monica, in realtà sono molto umili, sono molto così, sempre da bravi friulani, hanno sempre quell'umiltà nel mai dire una cosa in più. In realtà, insomma, sì, io li conosco i loro vini, oltre, insomma, sì, oltre ad essere insomma, persone estremamente ospitali, sono anche dei bravissimi vignaioli. Come l'hai conosciuto, Dario e Monica? Però vorrei parlare di loro, non di me. Però Sì, comunque ma no. brevemente, Sì. perché è una storia buffa, dai, solo per quello la racconto, ma poi non voglio rubare tempo a loro. Praticamente io faccio da consulente, coach, insegnante, insomma, usa la parola che vuoi, soprattutto con le aziende agricole Ok. sul public speaking, cioè sulla capacità di parlare in pubblico, perché diversi anni fa, mi è venuto in mente, mi sono reso conto partecipando all'ennesima degustazione tutta uguale, che spesso non c'è la capacità da parte delle aziende agricole nel stimolare, nel parlare in maniera entusiasmante, coinvolgente e persuasiva, no? E quindi mi sono detto, ma visto che le aziende agricole hanno un sacco di contributi, perché non usano questi contributi per fare della formazione con me? Io avevo visto un video di Dario che parlava alla telecamera e ho pensato, secondo me si potrebbe lavorare, insomma, potrebbe essere interessante fare un corso con lui per migliorare il suo public speaking. Al che ho chiamato in azienda e mi ha risposto Monica e io le ho detto: "Guarda che, bla bla bla", le ho spiegato chi sono, cosa faccio, le ho detto che ho visto il video di Dario e lei mi ha detto: "Ah sì, bene, benissimo, però il corso lo voglio fare io". Perché se Dario deve migliorare, io allora invece vuol dire io devo imparare ancora a leggere e scrivere.
E insomma fu così che dopo ci siamo incontrati, Ok. abbiamo fatto il corso assieme e quindi stasera Monica vi farà vedere quanto è diventata brava a parlare in pubblico. Sì, esatto. Allora, Monica, sì, abbiamo parlato un po' della storia dell'azienda, ma un po', e facciamo ancora di più. Però tu ovviamente sei entrata in un'altra maniera. Certo. Esatto. E il tuo passione per questo mondo di vino, di dove viene? Perché abbiamo fatto una bellissima esperienza con voi, con te, Monica. Allora, spiegaci un po' di dove è venuto, perché sei abbastanza geniale quando viene idea di promozione Questo lo di... dici tu, Wayne. No, questo lo dico io perché è vero. Prego. Intanto volevo dire che mi sto divertendo qua, che Sì. io ascolto i podcast, ma non avevo mai partecipato, quindi non sapevo di tutti questi cavi, microfoni, cuffie. Poi quelli che si ascoltano non sanno che sono qua davanti a 4 uomini che mi guardano così preoccupati. Speriamo che non dica qualcosa che non va bene. Comunque potrei raccontarti chissà che storia. In realtà sono lì in cantina da pochi anni e sono capitata proprio per caso. In un periodo mio sabbatico, diciamo così, ho iniziato un po' ad infiltrarmi, perché questa è la parola giusta, e quindi Dario faceva il suo lavoro già da tanto, bene, però io ho iniziato a dirgli: "Ma perché non facciamo la scatola nera invece che bianca? Ma questa etichetta, ma non sarebbe ora di cambiarla? Ma cosa dici? Cambiamo colore, poi qua il magazzino". E ho iniziato un po' a fare da sola, ho veramente buttato giù muri con la mazza, ho Wow. pulito il cortile, insomma ho fatto un grosso lavoro così a livello di estetica, diciamo. Poi ho iniziato un po' ad accogliere chi si avvicinava alla cantina, anche quasi per caso, magari il turista che passava a piedi o in bicicletta si fermava: "Posso assaggiare?" E io apparecchiavo un tavolo un po' sgangherato fuori dal magazzino con una tovaglietta a quadri, così, e vedevo che le persone erano contente di questa Mm. cosa. Poi magari usciva la domanda la domanda più brutta: "Posso andare in bagno?" Il bagno non ce l'avevamo e quindi ho iniziato a dire a Dario: "Forse sarebbe ora di ricavare uno spazietto adeguato per fare degustare i nostri vini". Avete un Così bellissimo abbiamo un spazio po' lì. ristrutturato Sì. e lì sono sbizzarrita. Ok. E qual è il tuo regno lì? Quello è il mio regno, sì, sì, Esatto. sì. Ah, bene. E Dario, questo ovviamente è un grandissimo aiuto per te. Ovviamente tu hai delle cose che devi fare in cantina. Devi chiederglielo Io quando io non ascolto. no, io devo dire ufficialmente, visto che ci sono delle persone che ci ascoltano, che io mi reputo un contadino nel senso proprio più profondo della parola. Cioè io sono un uomo di campo, a me piace, anzi apro una parentesi, in questo momento stiamo potando le viti, proprio oggi io mi stavo divertendo, Mhm. stavo lavorando e mi stavo divertendo. C'erano i caprioli, c'erano le lepri, c'erano gli aerioni. 3 gradi. Ma i gradi no, lavorando c'è il Ma nel sole e sole quindi si sta si bene. sta veramente molto bene. Per fare un piccolo esempio, Monica o tante persone mi dicono: "Ma perché quando non vai in vigna non ti metti le cuffiette, ascolti un podcast o ascolti della musica?" Ah, E io rispondo, comunque anche oggi pensavo, io ascolto il silenzio dei campi, il silenzio della natura. bello. Devo dire che, oggi io avrei dovuto pagare per fare quello che ho fatto Mm. e quindi io mi reputo veramente, una persona molto, molto fortunata a fare questo lavoro, perché è un lavoro che a me piace, quindi non mi pesa e ci sono certi periodi come questo. Adesso andiamo proprio nel lavoro più bello, che è quello di piegatura dei tralci, Ah, ok. quindi diciamo che a livello proprio di temperatura diventa un pochino più mite e la fatica è prossima allo zero, perché si prende il tralcio e lo si piega sul filo portante. È veramente, per me è veramente un divertimento.
Detto questo, ripeto, io sono un uomo di questo lavoro. Ok. L'azienda è cresciuta molto, devo dire la verità, anzi soprattutto grazie a Monica, perché per me vendere vino voleva dire vieni qua, assaggia il friulano, ti piace bene, non ti piace pazienza. Invece ho imparato accanto a lei che ci vuole un contorno, specialmente in questo periodo, da qualche anno, e sarà sempre con questo con molta più importanza, di fare un corollario al vino, come si assaggia, perché si assaggia. E Monica in questa devo dire che è stata molto molto brava. I nuovi clienti che vengono da noi, rimangono comunque contenti della presentazione e dell'accoglienza. E questo è dovuto a Monica. Ma siete allora la squadra perfetta. No, silenzio. Diciamo che il nostro impegno in azienda è a compartimenti stagni. Io lavoro in vigna e lei lavora in accoglienza, diciamo. Però ogni tanto esce anche lei a No, lavorare fuori, o no? diciamo che comunque se c'è Sì. adesso sto programmando un nuovo impianto di vigna e vorremmo introdurre una nuova varietà e comunque ne abbiamo parlato e quindi è chiaro che per quanto riguarda la vigna io ho l'ultima parola. Per quanto riguarda invece l'accoglienza, sicuramente Monica ha tutta la parola, perché io ascolto e pendo dalle sue labbra perché so che è molto brava. Bello, Se bello. posso aggiungere una cosa, quello che mi fa sempre riflettere, che probabilmente, ma anche a detta loro, cioè i vini ci sono nel mondo, ci saranno anche friulani più buoni, refoschi più buoni, tecnicamente più buoni, però il benessere che hai nel bere un vino in un posto accogliente, bello, cioè anche che è il secondo più buono al mondo, diventa ma il primo, ma di gran lunga proprio. Quante volte anche a te, Wayne, ti sarà capitato di andare al Vinitaly in un padiglione sotterra con le luci a neon e assaggiare in piedi con la gente che ti spinge, assaggiare il Sassicaia, assaggiare i migliori vini al mondo. E dici: "È tutto qua? Cioè, 200 € una bottiglia ed è tutto Esatto. qua?" Ma perché? Non è tanto perché il vino in sé è sopravvalutato, forse anche, ma soprattutto perché il contesto e le persone con cui sei forse non sono quelle che ti fanno che dopo con questo non voglio dire che i vini fanno schifo e invece le persone sono magnifiche. Loro hanno la fortuna di avere entrambe le cose e quindi questo fa sì che Sì. il piacere di andare da loro sia sempre superiore rispetto a Mm. qualsiasi altro posto. Comunque io ho già sentito troppi complimenti, mi sto stufando. Allora devi prepararti perché secondo me, forse proprio nello stesso momento o forse anche prima che tu hai lavorato, Francesco, con Puntin, e l'ho sentito di questa azienda tramite mia amica Paola Cicottini, che anche ha vinto qualche Sì. premio, no? Una degustazione gratis. Perché Paola ha una casa a Grado, allora tornando a casa, ha fermato, allora mi ha detto, ah, ma devi andare perché c'è questa Monica che è fantastica e bla 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 bla. Allora l'ho sentito prima, insomma, prima che tu hai lavorato con noi. E allora sì. E tornando un attimo, Poi per gli autografi sì, mettetevi in fila. esatto. E facciamo una cosa. Quando pubblico il podcast dico che i autografi costano 10 euro. Ma no, gratis. Gratis? No, no, ma sì. 10 euro se li Ma prende sì. Wayne, mica tu. Esatto, no, Wayne. ho pensato facciamo 50-50 io e te, Oh, yeah. Monica. 5 te, 5 io. I agree. Ok. E tornando un po' delle filosofie dell'azienda, Sì. delle caratteristiche della zona. Ok, so abbiamo un refosco che è proprio adatto di questa zona. Ma quando le persone pensano di Friuli, pensano sempre di Colli orientali, forse Grave. Come si può cambiare rispetto a quelle zone più famose, tra virgolette, in confronto dell'ambiente dell'Aquilea? Ma diciamo che io ho imparato, ormai sono una quarantina di vendemmie alle spalle e ho imparato. Quarantina?
Poi diciamo che le prime le ho fatte Cosa da hai ragazzino. cominciato a 2 anni? No, dicendo 40 vuol dire poco meno di 20. Ok. Quindi diciamo che un po' di esperienza me la son fatta. Quello che posso dire è che il vino buono, non dico vino eccellente, ma il vino buono lo puoi fare un po' dappertutto. Chiaramente devi lavorarci in vigna, più in vigna che in cantina, come dicono naturalmente tutti, e questo sottolineo. E quindi io non parlo mai di vini più buoni o meno buoni rispetto a un'altra zona, dico sicuramente vini diversi. Diversi, sicuro. E quindi ogni zona si porta dietro un po' il pedigree che rilascia il terreno. Noi siamo in linea d'aria a un paio di chilometri dal mare e questo ci aiuta sia dal punto di vista salubre delle uve, in quanto abbiamo sempre una piccola brezza marina che sale da tarda mattinata fino al tardo pomeriggio, e quindi questo dona anche una spiccata mineralità, specialmente nei vini bianchi, in quanto è comunque un vento salso che sale dal mare. Allora E c'è proprio un elemento del sale di ma io mare. leggevo proprio ultimamente che la mineralità dei vini non tutti hanno ben capito da dove deriva, se deriva dal terreno, se Esatto. deriva dall'uva, se deriva appunto anche da questa brezza marina. Diciamo che nella nostra zona la mineralità si sente in maniera, secondo me, abbastanza particolare. Ok. O il nostro terreno è un terreno di medio impasto, tendente all'argilloso, e quindi non so se potrebbe dare il terreno la mineralità. Mm. Allora è Se io, argilloso. se io dalla mia esperienza mi chiedi da dove deriva, io dico siamo a 2 chilometri dal mare. E il mare 2 comunque, chilometri sì, solo? in linea d'aria, sì. Anche Wow. meno, forse. È molto vicino al mare. Siamo molto vicino al mare, E sì. dicevi che questo aiuta anche con un po' di differenza di temperatura? Giorno e notte? Allora, O è più stabile vicino devo dire all'acqua? la verità che, è chiaro che l'escursione termica, specialmente nell'ultimo mese di pre-vendemmia, aiuta molto, specialmente negli aromi ai vini, e questo è indubbio. Mm. Nella nostra zona, questa escursione termica non è molto spiccata come in altre zone, no, e questo è un dato di fatto, è inutile girarci tanto attorno. L'ultimo anno, la vendemmia 21, invece c'è stato una particolare, evento che insomma questa, escursione invece si è sentita e si sente anche adesso nei vini che abbiamo in cantina e che andremo a imbottigliare in primavera. Quindi ritornando alla tua domanda, io dico vini diversi, io non dico che i nostri sono migliori o peggiori di un'altra zona, dico che sono vini diversi. Ok. No, ma non era che volevo fare un confronto nel senso che cosa è migliore e cosa è peggiore, ma ovviamente ogni zona ha le sue caratteristiche, non lo so, più acidità, meno acidità, più mineralità, più corpo, più, non lo so, tannini, qualcosa così. Cioè, allora stavo cercando qualcosa Ma sai, che il tannino, il corpo, non dico che lo costruisci in vigna, ma ci vai molto vicino, perché fare un refosco da 60 quintali all'ettaro e fare un refosco da 150 quintali all'ettaro, il corpo è sicuramente diverso. cambia, sì. Quindi Allora io, dipende un io po' di dico più sempre, di no? come lo gestisce Come gestisci il il vigneto? vigneto Dico invece sempre, del... in vigneto ci sto minimo 300 giorni all'anno. Quindi in 300 giorni devo decidere tante volte cose diverse, e quindi bisogna essere capaci e più che capaci esperti, nel Mm. senso che bisogna lavorarci anni, vendemmie e capire dove si è sbagliato, dove si può migliorare. Il nostro problema, che poi è anche un lato affascinante del nostro lavoro, è che le controprove ce le hai dopo 4, 5 anni, perché se io decido quest'anno di fare una potatura diversa, Ok. devo farla, devo vendemmiare, devo vinificare, devo affinare il vino, devo metterlo in bottiglia e fra 4 anni assaggiarlo e dire: "Sì, forse è migliore". E come tutti sanno, un'annata non può fare, storia, insomma, devi fare 3, 4 annate per poter dire: "Sì, questa potatura è migliore della precedente". E 4 anni, da aspettare la prima bottiglia e 4 di prove,
Vuol dire che per capire se se l'indirizzo è giusto vanno dai 6 anni, insomma. Ovviamente questi 40 anni di esperienza è Sì, questo molto aiuta. importante. Sì, aiuta Assolutamente. tantissimo. Sì, invece di Aiuta qualcuno che tantissimo. compra un pezzo di terra, mette su i viti e dice che ok, ho studiato enologia, ho studiato un po' di agronomia, adesso facciamo il vino, però No. serve tanto più Io di un'educazione, serve esperienza. io ho studiato, ho fatto agraria, è importante, ci mancherebbe altro, però fare 2, 3 annate in vigna, in cantina sono insostituibili, perché lì devi decidere, sai, un travaso a post fermentazione, quando lo fai? Il libro ti dice dopo 10 giorni, non è così, in cantina devi assaggiarlo 2 volte al giorno, devi capire quando stiamo andando verso una riduzione, se non stiamo andando, e quindi quando intervenire, e lì c'è solo l'esperienza, insomma, non c'è libro che tenga. C'era un momento quando sapevi che il vino era proprio la vita per te? C'era un momento o c'era qualcosa che proprio hai Io cresciuto dentro? io penso che ho capito che questa era la mia strada quando abbiamo cominciato a fare le prime bottiglie, Ah, ok. perché, la vendita del vino sfuso, le damigiane, sì, va bene, erano altri tempi, ci mancherebbe, però l'orgoglio anche di avere la tua etichetta, che si è cominciato piano piano naturalmente a vederla nel bar, a vederla nell'enoteca, a vederla in un ristorante. Questo, mi ha spinto veramente a fare sempre meglio, e non c'è mai fine a far meglio, Eh, questo è il problema. de- Deve essere un grandissimo orgoglio Sì, vedere la tua sì. etichetta, la tua bottiglia dentro un Sì, ristorante. ti dico un'altra piccola cosa. Quando abbiamo iniziato, mi pare il primo anno abbiamo fatto 3000 bottiglie, è stato veramente una fatica disumana venderle, proporle, perché nessuno ti conosceva. Onestamente, parlo di 20 anni fa, i vini non avevano la qualità che abbiamo raggiunto adesso, e quindi è stato veramente difficile. Se mi avessero detto all'epoca, fra 20 anni tu imbottiglierai tutta la tua produzione, io non gli avrei creduto. Dai, Non aver creduto, perché, tutti sappiamo che di vino ce n'è tantissimo, e certo. quindi devi capire dov'è la tua posizione di qualità, di prezzo, cercare di prendere la strada giusta, perché non puoi dire: "Ah, il mio vino è più buono e quindi devo venderlo così". Ma, anche lì ci vuole esperienza, capire, assaggiare, confrontarti, e Ma piano sei, piano si ma cresce, sei insomma. stato proprio tu di andare in giro a proporre i vini? Sì, sì. Sì? Noi io e Monica conosciamo il 100%, ma senza esagerare, dei nostri clienti, in quanto Wow, non abbiamo agenti, non abbiamo rappresentanti, quindi chi compra il nostro vino o parla con me o parla con Monica. ok. Mi sono reso conto che questo è un valore aggiunto, in quanto se uno non conosce la nostra realtà e chiede qualsiasi cosa, che potatura, quanti quintali, che concimazioni, che metodo usate per coltivare la vite, qualsiasi cosa, io rispondo in tempo reale, Ok. in quanto noi rispondiamo in tempo reale, in quanto è il nostro lavoro e sappiamo quello che facciamo. 100% consumo 100%. locale. Sì, sì, diciamo che gran parte è il consumo locale, ma questo, in maniera importante, in quanto non abbiamo produzione da vendere, Ok. e quindi non promuoviamo il di fuori della regione. Non abbiamo mai fatto vigneti, non abbiamo mai fatto fiere. Se non serve, meglio. Sì, noi abbiamo una grossa fortuna, noi siamo proprio ad Aquileia, città, vicino a Grado, e col turismo noi lavoriamo molto. Eh, Che il turista è cambiato, anche il turista si è trasformato da turista in enoturista. Nella nostra zona, 20 anni fa, il turista, basilica, museo, e scappava. Adesso proprio nel pacchetto c'è, sì, la basilica, perché indubbiamente uno che viene da Aquileia non può non andare a vederla, e c'è la cantina. E quindi, noi da questo naturalmente abbiamo un grosso riscontro. Ad Aquileia ci sono 6 cantine, e quindi non ce ne sono solo 6, 6 cantine a 6 Aquileia. cantine, sì. Ah, in Aquileia E proprio Aquileia città, cioè Aquileia città. città, ok. Ma la zona DOC conta 17 imbottigliatori, quindi non tantissimi alla fine. Al
ovviamente tutti che ascoltano forse non sono molto familiari con la storia di Aquileia. Qualcuno può raccontare qualcosa su perché Aquileia è importante, Monica? Eh, penso che tutti lo sapranno che Aquila è importante sin dall'antichità. Ma metà degli italiani non sanno neanche dove è Friuli. No, Aquileia, seconda Roma, Wayne. Sì, ma Non sanno dove è il Friuli, ma sanno dove è Aquileia. sì, Te lo sì, posso, sì. te lo posso Speriamo. assicurare. Sì. Sì, Ma sì. si chiama Ci sono stati- seconda Roma o seconda città? Ho sentito anche chiamata. Seconda Roma, sì, Ah. diceva così. E, e quindi il visitatore tipo è un visitatore che si interessa alla storia. Devo dire che questo da sempre ad Aquileia, ma negli ultimi anni si è veramente migliorata dal punto di vista, a parte dell'accoglienza, ma ci sono nuovi siti, lo stesso museo è stato rinnovato ed è molto bello e anche chi l'ha visto solo 5 anni fa bene a ritornare e poi continuamente vengono scoperti dei nuovi siti, anche specialmente quest'anno di epoche diverse. Perciò per Più farti un antica o esempio, più recente? nel caso di quest'anno proprio ricorreva l'anniversario del centenario del Milite Ignoto e quindi ad Aquileia è partito proprio da Aquileia la salma che è stata poi posta all'altare della patria e quindi è stata recuperata la vecchia stazione e la salma del Milite Ignoto è stata scelta tra altri 10 soldati che sono seppelliti proprio al cimitero degli eroi e scelti dalla mamma di un soldato morto e anche Wow. lei è seppellita lì. Hanno fatto un film su questa storia Ah, e si è visto subito poi un ritorno a livello di turismo di persone che si interessano anche ad altre epoche, non wow. solamente a quella romana. Sì. E la Ed basilica Aquileia anche che ha parlato anche Dario che è anche epoca romana, però anche è stato sì, ricostruito sì, sopra sì, tante sì, volte. Famosissimo per infatti, i mosaici, no? infatti, Molto famosa, molto bello. famosa nel mondo, direi. Sì, Se sì. non sbaglio, al museo c'è la più grande raccolta di gemme d'Europa. Dai, Sì, sì, sì. gemme proprio degli antichi romani. Gioielli, sì, sì, Gioielli, sì. wow, che Sai l'hanno le trovato. E qualcuno mi ha detto una volta che se tu vai a qualsiasi parte Aquileia, si butta dentro, tira fuori un po' di terra, sicuramente fai tink e si trova non si qualcosa può romano. dire, No? Wayne, non si può Ma dire. praticamente sì, è così. In più abbiamo anche un altro punto di riferimento per il turismo che è Grado, Certo, perché Grado è una bellissima città sul certo. mare, no? E se io ricordo bene, Grado è l'unico spiaggia sull'Adriatico che punta verso il sud. Questo è vero? Qualcosa così. Poi io ho sentito No, questo Anche qualche Lignano, no, penso. No, anche lì, ma Lignano, proprio, Bibbione. no, Sud, sì. perché secondo me sono Ah, un po' più sulla curva. Quello ok. che ho sentito che è l'unica spiaggia che è Lo so, proprio punta verso il sud, ma ma anche forse altre sbaglio. lo so. particolarità, no? Il fatto di essere un'isola, anche quello è Certo. Ah, ok. affascinante. A Grado ci sono le terme, è Sì. una località termale anche, no? Che hanno proprio l'acqua Anche lì termica c'è la che... basilica, c'è la parte vecchia Sì, comunque. Devo dire che una volta Aquileia viveva un po' di riflesso del turismo che si dirigeva a Grado per il mare, no? Quindi magari durante la giornata di pioggia il turista diceva, beh, andiamo a vedere la basilica oggi che esatto. piove, no? Invece adesso non è così. E Io adesso mi dice accorgo, sì, andiamo a sì. visitare Puntin oggi che piove. No, ma No, vabbè. come stavo dicendo Dario, no? Fa parte del tutto il pacchetto, no? Perché prima forse era solo sito archeologico, sito storico, però adesso c'è sito storico e vignetti da visitare, degustazioni di fare, eccetera, eccetera. Cibo Sì, anche. sono dei buoni ristoranti in Sì, giro di Dario Aquileia. parlava prima dell'enoturismo. Io Sì, eh,
più o meno è da, diciamo, 5 anni che sono lì nel punto vendita e mi sono accorta di come è cambiato il visitatore tipo. Ecco, Ah, prima andava, come diceva Dario, in Basilica e poi sulla strada del ritorno compro la bottiglia, souvenir, porto all'amico, mi porto a casa 3 bottiglie. mm, Invece adesso capita di spingere i turisti verso la Basilica perché loro vengono diretti in cantina e ok, magari si fermerebbero lì. ok. E di dove vengono la gran parte dei turisti che passano per l'azienda? Allora, Sono negli più ultimi 2 austriaci? anni Sì, assolutamente solo gli italiani. italiani l'hanno fatta da padrone, no, Sì, ma, dall'Austria, dalla Germania, sì, dal Nord Europa in generale. Nord Tanti Europa. austriaci hanno anche le seconde case Mm. a grado. Ah, hanno anche seconde case. Sì, Ah, sì, ok. sì. E ovviamente è costruito qualche rapporto con certi turisti che tornano ogni anno. Se hanno la Certo, casa lì, ovviamente certo, ma è passano così sempre lì. bello ehm, anche proprio in periodi di lockdown ricevere i messaggi degli amici, io li chiamo amici, non sono neanche più clienti perché poi si instaurano, no, dei rapporti un po' particolari così, magari loro mi mandano messaggino su WhatsApp con la foto, con la bottiglia che son lì che Bello. bevono sulla neve o a casa loro, così, sì, è bello. Mm. Certi mi chiamano per sapere com'è il tempo, "Vorremmo venire un Ma dai, weekend, come butta lì? Com'è la situazione Covid?" fai il servizio meteo anche. Informazioni. Monica, possiamo venire giù? Com'è? È bello? Non è bello? Le previsioni sono. Previsioni, sì. Esatto. E allora, abbiamo parlato di Refosco, abbiamo parlato di Friulano. Altri vini, Dario, che fate Non so, voi? scusate, non so Scusami. se avete notato, dico a chi ascolta, che non si azzardano a chiedermi niente di vino o di vinificazione. Infatti quello è il mio compito. Sto provando di sì. Rispettare i ruoli in Esatto. famiglia. Infatti sì, non voglio sì, Tra moglie e marito, no? Scherzo. e coinvolgere tutti, no, ovviamente. Gli altri vini che fate, a parte di questi 2 classici, diciamo? Allora, come l'azienda, diciamo, come fiore all'occhiello, produce 2 uvaggi, Okay. uno bianco e uno rosso. In etichetta vanno come Canzius bianco e Canzius rosso. Di dove viene questo nome? Cansius? Apriamo una parentesi per Monica, perché lei è l'esperta di dove Ah, ha trovato il nome. No. Lucio Canzius era un bottaio, un enologo che lavorava proprio ad Aquileia nel III secolo ma dai. e al museo archeologico c'è la sua stele funeraria con incisi gli attrezzi del mestiere. Ah, In particolare c'è una bella botte, visto che i 2 uvaggi vengono entrambi affinati in legno per okay. avere un richiamo un po' così storico, Ah, seppur tirato, diciamo così. sicuramente il vecchio Cansius sarà E gli abbiamo molto dato una contento. seconda vita, no? Molto bello, molto bello. Quindi questi 2 uvaggi, il vino bianco base Pinot Bianco con del Friulano, più o meno le percentuali variano dal 60 al 70% per il Pinot Bianco e dal 40 al 30 per il Friulano. E per il rosso è un blend, Refosco Merlot con base Refosco, 70-80 Refosco e 30-20 Merlot. E sono 2 vini che ci danno molta soddisfazione, in quanto sono apprezzati, sono ricercati. In questo momento li abbiamo finiti entrambi Ah, e questa è un'ottima bene. cartina tornasole. E anche questo sono nati da voglia un po' di sperimentare. Il legno 20 anni fa in cantina non c'era, abbiamo Mh. cominciato con la piccola barrique, ma sì, forse funziona. Adesso, la barrique io non la uso, usiamo i tonneau da 500 litri, li trovo più adatti ai nostri vini. E c'è una richiesta sempre in aumento anche di questi 2 uvaggi, Perché Pinot Bianco? perché è un vino che si Mh. presta sia a essere usato in uvaggio, sia a essere anche affinato in legno. Fate anche un Pinot Bianco in purezza? Facciamo il Pinot Bianco in purezza, Okay. e A me piace tantissimo il Pinot Bianco. do una spoilerata, posso? Se Il po sì. il 2021 è veramente
un gran Pinot Bianco. Ah, sì? Sì, un gran Pinot Bianco. Dobbiamo prenotare delle bottiglie? Buono, per il momento no, Francesco? ma è, Un è da- primar. Aiutami, è è un da- premier. passate a trovarci ad assaggiarlo, che sono veramente È già imbottigliato? contento. No, No. imbottiglieremo a fine marzo o ad Ok. aprile. Ma c'è un vino che oltre al friulano loro io adoro, ed è il vino con cui io sostengo una mia filosofia che porto avanti, che è quella che i rossi possono anche, e anzi dovrebbero in certi casi essere serviti freschi. Questa leggenda che i rossi devono tutti essere sopra i 12, 14, 16 gradi di temperatura, secondo me non ha senso. Ci sono certi rossi, Dario credo che abbia capito di quello di cui sto parlando, magari adesso ve lo descrive, che invece a me piace il loro in particolare, berlo fresco, proprio poco più caldo di un bianco, non so, 8 gradi, 6 gradi, Mm. che in estate io sarà perché metà del mio sangue è francese e quindi forse c'è un po' di rosé che scorre nel mio sangue e Ah. quindi che ho quella tendenza verso quel mondo lì, che noi purtroppo in Friuli non abbiamo assolutamente, perché guai, il rosso fresco, dici, ma perché cos'è sta roba? Infatti, è recente proprio che a un ristorante ho visto uno che mandava indietro un calice perché era troppo freddo, perché potevi aspettare e si Sì, scaldava, ma si insomma, sca- si vabbè. si scalda subito. Avrà messo nel microonde il cameriere, gliel'ha riportato. Sono d'accordo con te perché spesso io mando indietro i rossi perché sono troppo caldi. Troppo caldi, Mamma esatto, mia. esatto. Quando- Ma c'è quando- un loro rosso in particolare che secondo me è perfetto servito fresco. Dario, hai Cioè? capito? Non so, il Merlot. Ma no, è Cabernet Franc, dai, lo Oh, so, dai, Monica, parliamo di dai. vino, Ho parliamo dato la con te. sponda a Oh, Monica, no. no? Ho dato la sponda a Monica perché No. questo intervenire Ah, sul l'hai vino. fatto apposta allora. Certo. Ah, Certo. che marito grande che hai, Monica, che ha proprio lasciato, ha Hai fatto visto però? questo ribalzo per- Sbagliato Hai visto? volutamente per Esatto. permettere a lei di... No, il loro- esaltare. Il loro Cabernet Franc è veramente, magari adesso ci spiega Dario come è fatto, ma è per me veramente si avvicina, è poco, è un fratello maggiore di un vino rosato quasi, per certi versi, e proprio per quello mi piace servirlo fresco. Ah, ok. Ah, io sono d'accordo con te. Sì, forse non tutti, però sì, più fresco del solito mi piace. Assolutamente. Ma c'è un motivo che questo Cabernet Franc in particolare per te dovrebbe essere un po' più fresco? Dario? Ma io sinceramente non sono d'accordissimo con Francesco su questo. Io ho vini Oh. rossi a 6-8 gradi, no. Ok, Ma per questa te è, deve essere più ma caldo. questa è una cosa del tutto personale. Mm. Sul Cabernet Franc che produciamo, diciamo che abbiamo forse la varietà che ha subito più variazioni di vinificazione e di conduzione in vigna, in quanto il Cabernet Franc friulano, specialmente delle nostre zone, era un Cabernet Franc molto tannico, molto erbaceo, molto tipico, e ci siamo resi conto che questo piaceva ai signori di Aquileia e pochi altri, insomma, no? Se si vuole un po' uscire dalle mura di Aquileia, bisogna fare una cosa un pochino più elegante, una cosa meno tannica, più equilibrata, e questo lavorando in vigna, portando le uve a maturazione spinta, una macerazione non troppo lunga, e questo lo elegantizza sicuramente e ci riesce, sì, anche secondo me particolarmente bene, a parte il disaccordo sulla temperatura, per il resto sono d'accordo con Francesco. Vabbè, No, a me piace perché ha quel lato verde che è un po' tipico dei nostri Cabernet Franc, no? Esatto. Che secondo me è bello accentuarlo, è bello quasi esasperarlo per certi Ah. versi, abbassando la temperatura, quasi come una birra molto luppola, col luppolo, dove senti non l'amaro ma l'aroma del luppolo fresco verde, ok. che secondo me, a me è sempre piaciuto. Mi ricordo che non mi ricordo la prima volta, ma c'è stata una volta in cui l'abbiamo servito fresco e da lì ho pensato, ma vedi che secondo me, chiaro, d'estate, adesso che sono 3 gradi, forse magari no, Sì, forse un po' più però caldo. d'estate per me è veramente perfetto. A 3 gradi, 6, 7, 8 sembra già caldo. Sono già caldo. Quindi così saremo d'accordo, sia io che Dario abbiamo trovato l'accordo. Va bene. Però abbiamo anche il Canzius rosso qua.
no? Sì. Che ci hai portato da degustare. Allora, io sono curioso di provare perché è un'annata abbastanza vecchia. Sì. Eh, 2007, 2007. Con chi quindi io posso versare? Noi abbiamo già fatto. già dato. Già Allora, Monica, verso per te. versato, questo Vedi, vedi bevuto, che non sanno, finito. Wayne, non sanno che prima si servono le donne. Sei Sì. lontana. Non sanno. Devo dare anche qualcosa qui da Roby, se no Certo, certo. ci chiude il board qua. Che non... Questo, il 2007, era una base refosco, come dicevo prima, 90% refosco, 10 merlot. Ok. Questo sicuramente a 15 anni siamo già, il massimo probabilmente l'ha già ottenuto, comunque un vino sicuramente godibile, secondo me anche interessante, molto equilibrato. Ma questo dimostra che è un vino che può essere un vino di medio invecchiamento. Io penso che questo vino il massimo lo raggiungo fra i 7 e i 10 anni, fra i 6 e i 10 anni, ma il risultato che dopo 15 è ancora godibile è un bel risultato. Questo sensazioni di mentolo, Mm. di balsamico, quasi, no? Sì. Molto bello, molto Sì. bello. 2007, ragazzi. Però ancora perfettamente vivo, insomma. Sì, Non è stanco, non è ossidato, non è... se mi hai servito questo vino senza dirmi che è 2007, non ho mai pensato che era No. 2007. Mai, mai, mai. Veramente bello. E io Anche una il do- colore è molto, ho una- Sì, il molto colore è vivo. vivace, Noi, sì. ecco, più che da vignaiolo, da cantiniere, quando un vino ha questo colore ancora bello vivace, è già un bel risultato per noi, no? Senza nulla togliere agli aranciati e a quei colori che perdono vivacità. A me piace un vino ancora vivo di colore. Mm. Questo Io ho una domanda, e a proposito di questo, voi conservate delle bottiglie, Monica, lo chiedo a te, voi conservate delle bottiglie per fare delle verticali che per certe zone magari non così rinomate nel panorama mondiale della viticoltura è più insolito, no? Perché ti aspetti che a Bordeaux vai in una cantina e ti tirano fuori il 1958, se vuoi l'82, tutte le annate che vuoi. Invece noi in Friuli, magari ancora di più forse da Aquileia, non c'è tanto l'abitudine a bere il vino d'annata subito, immediatamente, già se ha un anno, già vuol dire che ti è rimasto lì perché non sei riuscito a venderlo perché non è buono. Voi invece riuscite anche a tenere delle bottiglie di annate vecchie e far passare il valore aggiunto che queste hanno? No, lo facciamo da poco, abbiamo messo da parte alcune bottiglie per riuscire a fare appunto le verticali e l'abbiamo fatto in passato solo con pochi pezzi di bottiglie fatte giusto per statistica, per assaggiare così con gli amici, ma mai per venderle. Ok, Ma è più che altro una questione di spazi per noi, una questione di spazi. io so che Wayne, tu sei un grandissimo amante dei bianchi Invecchiati, esatto, old white wines. old white wine. Assolutamente. No, se posso avere l'opportunità di assaggiare, soprattutto friulano, che secondo me è sempre molto interessante. Quando ha 5, 6, 7, 10 anni dentro la bottiglia è sempre molto E interessante. allora quando verrai a trovarci la prossima volta Mm. uscirà la bottiglia di friulano vecchio. E porto anch'io Tu chiedi e ti sarà dato. una bottiglia invecchiata se riesco a trovare qualcosa che non ho bevuto durante il lockdown e tutto quanto nei orari più disperati che dovevo divertirmi con qualcosa dentro casa negli ultimi 2 anni. Almeno sì, ho aperto tutte le bottiglie vecchie che ho nascosto sotto nella cantina. Cosa volevo dire? Avevo qualcosa in mente adesso che è proprio scappato. Ah, yes, quello del discorso dei tappi, no? Che è venuto fuori questo genialità, questo piccolo... Ah, che non so, genialità. no, ma mi piace Genialità. tantissimo Genialità. questa idea. Puoi spiegare esattamente che cos'è questo piccolo azione, questo Piccola azione. azione, sì. Azione.
E niente, abbiamo pensato così di sorprendere chi stappa una nostra bottiglia facendo stampare, non so se tecnicamente si chiama così, stampare sul tappo delle parole, diciamo Mm. così, che invitano un po' a fare una piccola raccolta, diciamo, sul 10% dei nostri tappi vengono stampate delle parole diverse. Ah, E solo poi chi 10%. solo il 10%. Ok. Chi riuscirà poi a mettere insieme le 3 parole che abbiamo pensato, poi sarà ricompensato, diciamo così. Con cosa? 100.000 euro? No, no, Pensavamo 90. 90.000 euro. Ah, ok. No, ho pensato Devo con ancora ben decidere, una ma degustazione, una sì, l'idea era bottiglia, quella. qualcosa. No, l'idea era quella della Ah, degustazione, sempre così per poi bello poterci questo perché raccontare. sapendo che il tuo mercato è proprio vicino a casa, non sarebbe troppo difficile. No, anche poi fare gli scambi, no, magari uno ne trova 2 uguali, tu mi dai questa, io ti do questa, Adesso cosa faccio il dici? gruppo su Facebook in questo Oi, modo. oi, Sto oi, cercando. faccio subito il conto che dovrò fare almeno 3000 degustazioni. Cosa sono le tre parole? Le 3 parole sono uscite per caso così, parlando con mia figlia, ridendo e scherzando davanti proprio a una bottiglia di vino. E sono Edamus, Bibamus e Gaudeamus. Latino. Bellissi Poi vi spiegherò meglio, ecco, adesso non voglio annoiarvi. Comunque sono un invito un po' a mangiare, bere e godere, del momento, Esatto. perché mai come adesso non si sa poi come Ah. cosa succede, no? Esatto. E questo si inserisce perfettamente nel filone delle cose geniali che fa Monica. Ancora. Ma No, vabbè, se vuoi iniziamo a parlare dei tuoi difetti, non lo so, Dario. Dario, cosa Finisce subito. possiamo dire male di Monica? Allora, Finisce parliamo subito. quanto tempo Bene, abbiamo? male di Monica. Quanto tempo abbiamo, Wayne, ancora? Sento tutto disturbato, c'è un disturbo di lì. No, quello che volevo dire è Abbiamo che tanto tempo che ne vuoi. Ok. Possiamo stare qui anche un'altra ora. Allora, non ci sono problemi. capitolo 1, pagina 1, A. Ok, sit quello- back, relax e quello dire che no, effettivamente Monica ha sempre delle idee molto molto interessanti, curiose. Per Sì. esempio, è stato bello l'estate scorsa e l'estate prossima lo faremo di nuovo, di organizzare in mezzo ai vigneti proprio su uno spettacolo dove anche tu, Wayne, hai partecipato. Sì. ovviamente. Comici, musici e calici, dove appunto c'erano i calici di Monica e Dario, c'erano i 2 musicisti che suonavano, c'erano i comici, quindi stand-up comedians, tra Mm. cui c'eravamo anche io e Wayne, ed è la cosa bella perché Monica ha avuto l'idea di farlo su un carro, il Esatto. carro del fieno proprio arredato Come con- palcoscenico. come sì. palcoscenico, Molto le bello. Il sedie, carro scenico. Palcoscenico, sì. le sedute in mezzo ai vigneti, è stata veramente una serata incredibile, proprio stupenda, Ma ricordo ancora, e ce ne sarà un'altra quest'estate a giugno. la cosa che per me ha colpito era proprio come è stato allestato il prato dove c'era il pubblico con le luci, con i posti di sedere. È stato veramente, veramente bella. Sì, ero nervosito perché era troppo bella per la mia Hai fatto una bella routine. figura. Hai fatto una bella figura. Sì. Altro che. Mi ricordo ancora. Prossima volta no, però ovviamente ce l'ho un shot e dopo faccio il comico e prossima volta faccio cagare. No, ma no. Bevi un bicchiere, No, Wayne, sì, bevi un esatto, bicchiere. no, Bevendo un sto bicchiere, scherzando. noi parliamo tutte le lingue lì in cantina. Ma io Tante ricordo cose, anche, bicchieri. a parte della bellezza di comici calici e musici, anche quella bella degustazione che abbiamo fatto che ha coinvolto i 5 sensi, che praticamente toccare con le dita la fece della vasca. Dopo c'erano delle pezzettini di... No, Wayne, toccare con le Aiutami. dita non era la freccia della vasca, quella Non era... era, cos'era? Toccare con le dita... Era la feccia della vasca. Sì. Secondo Sì. me. Poi ho fatto scrivere, è vero, ho Ah. fatto disegnare. Sì. Poi Sì. c'era il cremor tartaro. Esatto, che ha per- fatto sì, l'udito. l'udito, esatto. No, è stato È vero, molto è vero. bello. Ce l'ho ancora sul mio frigorifero a casa, quel bellissimo pezzo di Anch'io, carta anch'io. con i 3
gocce di vino con la frase Ma scritto tu a sai, mano. Wayne, adesso ti racconto un retroscena di questa degustazione, perché voi, sì, io sapevo che sareste venuti lì, quindi io avevo pensato a questa degustazione, ho preparato tutto e poi mi son detta: "Ma cosa mi faccio ridere con queste persone così esperte di vino, poi questo Wayne così, Oh, con così questo importante. Wayne", no, e allora ho sparecchiato tutto di nuovo, ho detto: "Facciamo la classica degustazione, Dario che spiega così". E poi ho detto: "Ma che?" Allora ho ritirato fuori di nuovo tutto. Adesso chissà cosa penseranno di me. E invece è una E delle più invece memorabili Assolutamente. invece a cui ho mai Senza dubbio, partecipato. senza dubbio. ecco, queste cose ti danno anche una spinta a fare ancora. Vedi, sai, quando si parla di enoturismo e quando si parla delle visite in cantina, devi proporre qualcosa di diverso. Se tu fai il solito giro della cantina, quante vasche, presse, baricche si può vedere nella tua vita? Quante volte si può sentire le stesse cose? Però vai lì a fare un'esperienza come quello, lo ricordi. È molto importante. È molto Fa importante. Allora, piacere. andate avanti così, ragazzi, andate perché hai i vini giusti, però anche hai l'approccio giusto, no? Allora sì, è tanto un insieme come voi, come coppia, avere questo, come si dice? Cosa sto provando di dire, Francesco? Amalgama. Bravo, bravo. Sì, questa amalgama, questo è come un bel uvaggio di vino che ogni componente deve avere. Sì, il Merlot è più rotondo, il Refosco è più... E voi siete così. Bravi, bravi, veramente. Allora, Friulano, Refosco, Pinot Bianco, Merlot, Cansius Bianco, Cansius Cansius Rosso, Rosso, Merlot Merlot e Cabernet Franc. e Cabernet E Franc. impianteremo della Malvasia Oh, perché? Io amo Malvasia. perché, per 2 motivi: perché chi dei miei colleghi, chi ce l'ha, è un vino che riesce molto bene, e il secondo motivo è che in Friuli ci sono tantissimi vini a bacca bianca, una quindicina penso, noi ne abbiamo solo 2, abbiamo 3 etichette con l'uvaggio e quindi, per ampliare un po' la gamma dei vini bianchi abbiamo pensato alla Malvasia. E Molto bello. quindi ci ho pensato 5 mesi fa, la bottiglia la berremo fra 4 anni. E questo è il discorso. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma l'hai fatto qualche ricerca su diversi vitigni Non prima di ancora, decidere no, di no. mettere Malvasia? No, 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 la Malvasia era, guarda, devo dir la verità, è una varietà che Monica ogni tanto me la butta lì, no, ma perché non abbiamo la Malvasia? Perché non abbiamo effettivamente, quando sono nel silenzio della vigna sembra di no, ma penso a qualcosa, e quando devo E decidere pensa su a cosa Monica e alle sue penso a parole. Monica, alle sue Sì. parole. E penso che la Malvasia sia, fra l'altro, è anche un ottimo vino da blend, quindi può entrare anche quello nel futuro Cantius, ed è sicuramente un ottimo monovitigno. Comunque un vino autoctono, friulano, quindi ci sta. Mm. Eh, o Monica o Dario, c'era qualche particolare rinfresco che, scusa, Malvasia che avete assaggiato, che ha fatto questo stimolo? C'è uno che ti piace di più? C'è un modello che un'ispirazione Ma come allora, la Malvasia Malvasia mi piace come vino, in in generale? generale. Io, se posso dirlo, Si può dire quello allora, che vuoi. posso dire quello che voglio. Come dicevo, ho già 40 vendemmie alle spalle, quindi Mm. una certa esperienza. Sono arrivato alla conclusione che, di un vino mi piace molto anche chi lo produce, nel senso che Mm. se il produttore è nelle mie corde, sicuramente mi piaceranno anche i loro vini, e se il vino è buono sicuramente chi lo produce ha qualcosa in più che a me mi attira verso di lui. Fra le malvasie che ho assaggiato sicuramente Molino delle Tolle di Giorgio Molto Bertossi, buono. è un vino che mi è piaciuto,
non per questo ho detto metto Malvasia, ma in generale se mi chiedi un vino che mi ha colpito è questo. Ok. Ma è un bel vino. Io ricordo anni fa con il mio amico Sandro Candriella, che era famosissimo per andare in giro di Friuli e altre aziende per trovare queste piccole aziende familiari e vendere questi vini in giro. Una volta ci ha portato delle bottiglie di Malvasia di Molina delle Tolle e ha detto cavolo, allora io ricordo che ho comprato e anche un prezzo molto Molto buono. favorevole, Sì, molto sì. buono. No, io sono innamorato con i Malvasia di Istria. Mhm. Sì. E c'era uno che ho assaggiato quest'estate che non riesco a ricordare, però ci sono di quelle penisole lì, quando si ha in Malvasia proprio dal mare con il pesce, che secondo Sì, me sì. è Poi, molto importante per quel tipo di mercato, come grado, come Aquileia. Molto bello. bene, bene. Mm. Poi anche qui Monica ha già un'idea su questo, che chiaramente Oh, non posso non si può non dire. si può dire, ma già ci Ok, ci sta già lavorando. aspettiamo. Aspettiamo. Ok, bene. Sì, abbiamo fatto un'ora, ragazzi. È Siamo già, volata, sì, è volata. un'orata, sì, un'oretta che siamo andati. Quando ci si diverte, no? Esatto. E, Francesco, hai qualche domanda che vuoi fare? Come possiamo andare avanti qui? Abbiamo un po' di tempo. Non abbiamo un limite di tempo, però sì. Volevo No, essere la sicuro domanda che sui tu... difetti di Monica mi piaceva, però secondo me possiamo chiedere qualcos'altro. Ma io ho sentito che hanno parlato anche di figlie, no? Figlie. Figlie, No, le bambini? figlie non ci calcolano. No, 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 non io sono totalmente. interessati Assolutamente no. no. io piuttosto avevo una domanda tornando sui vini. Ah, Voi avete una certa, vuoi dire, il posto lo conosco, insomma, è splendido. Sull'etichetta non vedo però quello del Friulano che abbiamo bevuto poco fa. Non vedo il bollino del biologico. È perché non siete biologici, perché non ci credete, perché siete in conversione, perché qual è la vostra idea e filosofia su questo? Noi siamo in conversione e quindi ancora dalla prossima 1 anno manca, dalla prossima vendemmia potremo finalmente apporre, il certificato al quale io tengo veramente tanto ed è una Quindi di quelle anche cose che ho spinto come come Malvasia e altre, e nonostante non fosse il mio ambito, no. quindi Dario lavorare in biologico rispetto al tradizionale che Allora, cosa ti è cambiato? guarda, ti ringrazio veramente tanto per questo aggancio, in quanto ci tengo intanto a darmi un po' per le mani, in quanto sono partito tardi. Noi adesso siamo 2 anni in conversione, avremo ancora 1 anno di conversione. Per chi ci ascolta e non è proprio avvezzo in terminologia, vuol dire che è già 2 anni che lavoriamo in biologico completamente, però per la certificazione bisogna farlo per 3 anni e dopodiché si può anche certificarsi. Io ci ho pensato tanto, anche qui Monica ha avuto la sua importanza in quanto lei ha spinto da subito, eh, eh, da subito ha spinto la conduzione dei vigneti in maniera biologica. Io ci ho pensato in quanto passare da una conduzione convenzionale in conduzione biologica avevo 1000 timori, 1000 paure, se partono le malattie, non produciamo, insomma tutti i timori che hanno chi affronta insomma questo cambio. L'abbiamo fatto 2 anni fa e adesso che è 2 anni che conduciamo in maniera biologica dico: "Perché non l'ho fatto prima?" In quanto è forse la dimensione dell'azienda relativamente piccola, forse il fatto che tutti i vigneti sono accorpati, quindi di facile, intervento in caso di, temporale alle forse la brezza marina che asciuga l'uva dopo il temporale. Un po' tutto questo, devo dire che la conduzione biologica del vigneto è relativamente semplice, almeno nella nostra zona e nella nostra azienda.
Per fortuna. E questo mi fa dire perché non l'ho fatto prima. Noi l'abbiamo fatto di comune accordo, naturalmente con Monica, non, credetemi, non per un fatto economico, nel senso che adesso il biologico funziona, quindi magari riusciamo a vendere la bottiglia €1 più cara o per questo, ma perché mi sono reso conto che la salvaguardia dell'ambiente in cui opero, la salvaguardia della biodiversità, l'amore che fai quando fai un trattamento e che lo devi comunque fare, il fatto di poter lavorare in biologico è stato veramente una bella sensazione. Ecco, forse il termine giusto è questo. Io quest'anno, da 2 anni, ho una bella sensazione quando vado nel vigneto. Abbiamo anche le api, le arnie in vigneto, anche questo danno un tocco di colore e di salubrità del territorio. Ci crediamo molto, ripeto, sono partito forse un paio d'anni dopo, in ritardo, però io provengo da da una da una scuola dove per 5 anni io la parola biologico non l'ho mai sentita, erano gli anni '80, quindi sicuramente il biologico era agli albori, però adesso io lo dico in maniera critica che una scuola non possa aver parlato già all'epoca perlomeno un capitolo di conduzione biologica, io non l'ho mai sentito. E quindi la partenza era sempre un po' timorosa. L'abbiamo fatto, ehm, poi devo dire quest'anno abbiamo in cantina i vini 2021, annata splendida per tutti, ci mancherebbe altro, ma anche in condizioni biologiche i vini sono splendidi, insomma, e quindi siamo veramente, 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 sottolineo veramente contenti di questa scelta. Allora non è un grandissima fatica per No, seguire no, questa no, no, strada. no. No, rimane solo qualche notte in vigna, sai, per fare i Mh. trattamenti. Sì, ma niente. Niente, No, No, ma niente, sai, ma sabati e tu o domeniche, lui? semmai. No, no, lui. Lui. Okay. dicevo prima, se il lavoro ti piace, come piace a me, fare un trattamento alle 3 di mattina perché cala il Non è vento non è un problema. eh, Anzi, è chiaro che se uno lo fa con fatica, diventa fatica qualsiasi tipo di lavoro. Io mi auguro che chi è in un ufficio, chi è in una fabbrica, chi è in qualsiasi campo lavorativo possa amare il lavoro che fa, e questo è fondamentale. Io amo, a me piace andare in vigna. Ti faccio un altro piccolo esempio: ieri alle 4 del pomeriggio avevo una piccola riunione con il consorzio DOC, mh, dei di vini, Aquileia? e ho dovuto smettere alle 3 e mezza, avevo ancora 1 ora e mezza. Mi è dispiaciuto andar via dai vigneti, e se tu hai questo sentore, ti viene tutto facile. Com'è l'ambiente lì tra produttori in Aquileia? Ma l'ambiente è buono comunque, Sì? siamo in pochi perché ripeto nella DOC Aquileia siamo in 17 imbottigliatori, Okay. con una macro azienda che è l'azienda Zonin, che ha il 60% dei Ah, vigneti nella okay. DOC Aquileia, ma un'azienda comunque molto disponibile, molto, cioè non è che loro sono sopra tutti gli altri, anzi devo riconoscere che tutti i loro dipendenti, tutti i loro direttori sono veramente persone molto, molto cordiali e alla mano, e quindi ci conosciamo, ci confrontiamo, abbiamo qualche progetto anche di crescita assieme, stiamo lavorando Questo è importante. sicuramente. Crescere insieme è molto importante, che nelle altre zone forse più famose non c'è tantissima aria di cooperazione ancora. Francesco, se tu non hai un'altra domanda, io voglio, sai che la prima puntata che ho fatto in italiano ho fatto con Paolo Rodaro. E C'ero, lui c'ero, c'ero. c'eri? Ascoltavo, Ascoltare, sì. dai. E Tu lui ti ha detto le cose da non chiedere mai a un esatto, però ha detto anche delle cose che devi chiedere al produttore. E non faccio tutte e 3 domande, faccio solo una domanda a tutti voi 2, perché ovviamente questa domanda potrebbe avere una risposte risposta diverse, diversa tra ovviamente. Monica e Dario. Allora la domanda è, che cos'è
la vostra sogno nel cassetto? Mio sogno nel cassetto è riuscire ad andare al mare la prossima estate almeno 5 volte durante la stagione. Ok. Voi non anche avete se è visto la solo- faccia che ha fatto Dario. Anche se è solo 2 chilometri. Sì, sì, Almeno 5 volte, sì. ha detto. L'anno scorso mai, l'anno prima una volta. Ma Sono l'anno andati scorso tutti. avete No, il l'anno chiosco e scorso tutto. sì, l'anno La scorso rifate era quest'anno? No, ok, No, avete deciso no. di non farlo. E Dario, il tuo sogno La- nel Mi cassetto? rendo conto che non darò una bella risposta, Oh, ok, perché io il mio sogno nel cassetto l'ho già raggiunto. bello. Io l'ho già raggiunto, come dicevo prima, imbottigliando tutta la mia produzione, finendo il vino. Adesso in cantina abbiamo finito 4 varietà su 7. E poi questo passaggio alla conduzione biologica, questo se me l'avessero detto 5 anni fa ti avrei detto il mio sogno è vendere tutto il mio vino in bottiglia e essere biologico. Sogno Ci raggiunto. sono ormai a un passo, in quanto la certificazione ci avremo il prossimo anno. Perfetto, bellissimo. E sito su internet? Puntin.it, puntin.com, com'è? vini.aquileia.com. vini.aquileia.com o sempre vini.in su Instagram, vini.in su Facebook. Basta. Niente TikTok ancora. Non fate i No, balletti no, fra sporadicamente. Fanno. Ah sì? Fanno. Fai balletti Sì, tra, sì. Non tra le serve file? pubblicizzare certe cose che fanno un po' scadere l'immagine dell'azienda. Adesso tanto bello. Facebook, Instagram, Bene, ma sito. io non posso Poi- essere più contento, non posso spingere di più, dire cose più belle, perché dovete andare a visitare questa bellissima azienda, incontrare queste bellissime Grazie coppie. Wayne, grazie. Vini grazie. veramente bellissimi, che io ho completamente saltato l'argomento del biologico. Allora grazie Francesco che hai tirato dentro questo argomento, che ovviamente è molto importante. E voglio ringraziare voi per essere qui, passare tempo Ma con grazie a noi te nella Wayne per taverna. averci invitati, grazie a Roberto che ci ha ospitati, Grazie Robby. a Francesco che non è Grazie a stato tutti. troppo cattivo nelle domande. Grazie. Non è Quando cattivo. ci vediamo adesso la prossima settimana? Ah sì, no, non vengo tutte prossimo- le settimane io. Ah no. Cosa? Prossima se vuoi essere il nuovo co-host, però prossima settimana sono un po' via. Sei un Quello po' via. dopo si Ok. può venire, però che devi fare in inglese. Oh no. Ah sì, oh yes. No, è che ho un impegno proprio quel giorno lì. Ho capito. Ho una degustazione. Vedi che vuole venire, però vuole parlare italiano. Bueno, comunque, grazie Dario, grazie Grazie a Monica, tutti. grazie Francesco, Grazie a tutti. grazie a voi. tutti voi che siete stati qui su Clubhouse, e ci vediamo la prossima settimana.